Un problema diffuso, quello della perdita di acqua per le strade. Sta succedendo nel Palermitano, dove grossi comuni come Bagheria rischiano di rimanere a secco a causa di copiose perdite che riducono la pressione nella rete di distribuzione. Ma è quanto sta avvenendo ormai da settimane nel quartiere agrigentino di Fontanelle, dove solo adesso si è intervenuto in due dei punti segnalati. Con una lettera nei giorni scorsi inviata al Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme, al Comune di Agrigento e alla Procura della Repubblica, l'AICA ha dato riscontro alla segnalazione del Comitato del 4 ottobre per comunicare che gli interventi erano stati inseriti nella programmazione. Intanto, dalla segnalazione alla risposta sono trascorse 2 settimane. Un tempo non certo celere, considerata l'urgenza e i problemi che l'acqua rischiava di causare al manto stradale. Per eseguire gli interventi, come la stessa AICA precisa, serviva l'ausilio dell'amministrazione comunale. Ovviamente è la conseguenza questa negativa, purtroppo, dell'acqua pubblica, che vede il comune, spesso senza fondi, a ritardare anche gli interventi urgenti, come nel caso di Fontanelle.